persone. Il buio e il silenzio attraversa il cuore della città. Nella notte sono solo i colori delle centinaia di bandiere della pace a parlare. In migliaia, arrivati da tutto il Veneto a Padova, hanno partecipato al cammino silenzioso organizzato dal Coordinamento Uniti per la Pace per chiedere la fine di tutte le guerre. La pace è un desiderio universale. È significativo essere qui insieme per ricordare nel silenzio le vittime delle guerre e quanti soffrono le conseguenze dei conflitti. Le parole del vescovo di Padova, Claudio Cipolla, hanno aperto il cammino lungo le vie centrali della città. Un lungo striscione arcobaleno, simbolo di pace, ha attraversato via Roma e Corso Umberto. Pace scritto in tutte le lingue del mondo per ribadire quello che dovrebbe essere un diritto universale dei popoli. Quello che sta accadendo purtroppo è la prevaricazione dei più forti nei confronti dei più deboli. Ecco, i più deboli sono le persone che tutti i giorni ci rimettono la vita sotto le bombe. Pace! 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 L'urlo della città, dopo aver abbracciato simbolicamente Prato della Valle, si accende di luce. Bambini, ragazzi, adulti, anziani, generazioni unite per chiedere al governo azioni concrete e tavoli di pace. Nessun simbolo politico è stato mostrato durante il cammino. In questo momento la situazione geopolitica è anche a volte un po' divisiva. Per noi il punto è questo, tenere ferma la costante della pace, del diritto internazionale, dell'autodeterminazione dei popoli e della vicinanza alle vittime di tutte le guerre e di tutte le violenze. Una comunità che chiede a gran voce pace e serenità per tutto il mondo. L'ha ben detto anche Don Claudio, il nostro vescovo, è importante fare questo tipo di iniziative, è importante far sentire la propria voce ed è fondamentale che anche le istituzioni rappresentano quella che è la volontà di vivere in pace dei nostri cittadini. Tanti i sindaci della provincia che hanno preso parte al cammino di pace, un grido che hanno promesso gli organizzatori tornerà ancora a farsi sentire. Pace! Pace!